Allora, cibo per la mente, il cuore e il corpo anche, mi pare. Quindi il professor Mauro Zamboni, ordinario di medicina interna, geriatra e di geriatria dell'Università di Verona, direttore dell'unità operativa complessa della clinica geriatrica e di quella semplice di dietetica e nutrizione clinica, perché la nutrizione può considerarsi un'innovazione. Quali conseguenze ha per la persona e per la società? Faccio un F5? Perfetto, allora prima che mi colleghino le diapositive, un secondo per ringraziare dell'invito la dottoressa Del Strobel, un secondo per ringraziarla e un secondo per dire che io, che sarei un professore di medicina, quindi mi considero un tecnico, un attimino di disagio dopo le relazioni precedenti ce l'ho, perché vi riporto da un tema di altissimo livello a una cosa molto più pratica, una cosa molto più pratica che mi impegna quotidianamente, che cercherò di spiegarvi dovrebbe impegnare voi quotidianamente. Ho poco tempo, però voglio sprecare 1 o 2 minuti. Io non ho sentito cosa ha detto il delegato del rettore questa mattina, però io penso che quando noi parliamo, e inizierò la mia relazione così e la finirò così, di TUB a Verona e di Università di Verona, io penso che noi dobbiamo pensare alla qualità della nostra università. Io sono presidente del corso di laurea di medicina a Verona e la qualità del corso di laurea di medicina a Verona è una qualità molto molto elevata, che supera abbondantemente la media nazionale, anzi ci ha fatto collocare al primo posto per quanto riguarda la classifica del Sole 24 Ore per 2 anni di seguito, cosa che non è di secondaria importanza, e cosa che vorrei e crederei dovrebbe essere molto più stressata e a cui si dovrebbe dare molta più rilevanza. Nella qualità della scuola di medicina di Verona c'è una storia vecchia che però viene portata avanti nel tempo, che è una storia che è partita da quando è stata fondata l'università, ma che ha avuto una primavera intorno alla fine degli anni '80 che ha posto Verona all'avanguardia nella modalità di insegnamento della medicina che non ha pari in Italia e che secondo me dovrebbe essere molto ma molto più apprezzata e molto più resa nota anche a livello non solo cittadino ma a livello extracittadino. Io qui vi parlo in maniera, come tecnico vi dicevo, io sono professore di geriatria, insegno geriatria alla mia università, ma sono anche da tantissimi anni impegnato nel problema nutrizionale. Sono da tanti anni impegnato nel problema nutrizionale e penso che ci debba essere un stretto sinergismo tra quello che è il nostro stile di vita e in particolare come mangiamo e quelli che sono i nostri modelli di salute. Parto con alcuni dati tecnici e mi dispiace se vi annoio. Vorrei pregare di dire anche fuori se si può abbassare il volume, tenere chiusa la porta e non parlare in sala, per favore. E cercherò di spiegarvi perché c'è questa strettissima connessione tra il problema nutrizionale e il problema dell'invecchiamento. Questo è un dato molto molto recente, questo vedete è una proiezione, questi sono dati percentuali di demografia dell'invecchiamento, questi sono dati di proiezione dell'invecchiamento nel mondo. E vedete come la linea gialla è il Giappone, ma vedete come in media le persone con età superiore a 65 anni stanno aumentando in maniera vistosissima in tutto il mondo. La prima linea, la linea gialla è il Giappone, ma la linea subito sotto è quella europea. E vedete come circa il 25% delle persone che vivono nel mondo ha più di 65 anni. Quindi interessarsi di invecchiamento adesso è necessario e assolutamente tassativo. Io ho i dati della città di Verona che non vi mostro per brevità, ma noi ci collochiamo proprio a livello europeo. Noi a Verona abbiamo un tasso di persone con età superiore a 65 anni che è in circa il 25%. Cos'è successo nel mondo negli ultimi anni? Questa è una rivista molto prestigiosa che ci dice che dal 1900 in poi l'aspettativa di vita di tutti noi è aumentata in maniera significativa in tutto il mondo occidentale. Pensate che ai tempi dei Romani si viveva 25 anni, adesso in media una donna vive 85 anni, un maschio ne vive 80.
Pensate che all'inizio del Novecento l'età media era intorno ai 50 anni e in 100 anni abbiamo fatto quello che prima non era stato fatto in 2000 anni. E in tutto questo c'è il miglioramento della nostra qualità di vita. Ma se vedete non solo le due colonnine riportate qui sulla sinistra, ma vedete le colonnine riportate sulla destra, noi abbiamo aumentato tantissimo la nostra aspettativa di vita, ma abbiamo aumentato pochissimo la nostra aspettativa di vita libera di malattia, e che sarebbe quello che ci interessa. A noi non ce ne importa niente di vivere 120 anni, 110 anni, e se passiamo 10 anni ammalati. A noi ci importerebbe tantissimo vivere e cercare di comprimere il più possibile negli anni quel periodo di vita con malattia, e questo è il vero obiettivo della medicina, è il vero obiettivo della prevenzione. E tra tutte queste non c'è niente che abbia la forza di una corretta alimentazione, è la variabile che più di tutti determina come noi invecchiamo. Solo due piccoli esperimenti, lo so che sono entrato nel tecnicismo, questo è uno esperimento fatto nei ratti, 1970, su un'intuizione di un ricercatore del 1935, che poi aveva lasciato lì in campo. Questi sono ratti, le colonnine viola alimentati ad libitum, le colonnine gialle in restrizione calorica del 30%. Lo racconto sempre, il ratto è un bellissimo modello sperimentale, mangia ad libitum, è avido, se io gli metto il mangiare in una gabbietta lui mangia continuamente. Per cui in una gabbietta i topi normali, nell'altra gabbietta dei topi in cui veniva data una quantità di mangiare controllato. Vedete che non c'è dubbio, questa è la sopravvivenza, che non c'è topo alimentato ad libitum che vive più di 900 giorni, quasi il 50% dei topi in restrizione calorica arrivano al doppio dell'età, ma ci arrivano anche bene al doppio dell'età, con meno malattie. Esperimento nei macachi che ha fatto la storia, pubblicato nel 2009 su questa rivista prestigiosissima nel mondo. Questo è un esperimento che ha riportato i dati del ratto nel macaco, che è molto simile all'uomo. E vedete, questi sono macachi, due gruppi, uno con la restrizione calorica, uno alimentato ad libitum. Allora, il macaco dell'immagine A e il macaco dell'immagine B sono quelli alimentati ad libitum. Il C e il D hanno la stessa età, cioè 20 anni di alimentazione controllata con restrizione calorica, ma non si assomigliano per niente. Guardate come il macaco in C e in D ha un'espressione molto viva e ha un pelo perfetto, mentre l'altro ha tutte le cose che sono gli stigmati dell'invecchiamento che noi vediamo. Allora riusciamo a modulare l'invecchiamento cambiando un singolo parametro, che è la quantità delle calorie che noi mettiamo nella nostra alimentazione. I macachi alimentati in maniera controllata non avevano il diabete, neanche uno aveva il diabete, avevano pochissima incidenza di cancro, pochissima incidenza di malattie cardiovascolari. Guardate che sono le malattie che io nella mia quotidianità, nella mia pratica clinica vedo continuamente negli over 65. Quindi si modula tantissimo quello che è non solo l'invecchiamento, quanto vivo, ma anche la qualità del mio invecchiamento. Noi poi abbiamo un modello italiano che è un modello fortissimo, che è la dieta mediterranea, che è quella che magari non è proprio tipicissima di Verona, è tipicissima del sud Italia. Io ricordo che all'inizio del Novecento un ricercatore americano, che era Ansel Keys, si è trasferito dall'America, è andato a vivere in Cilento per studiare la nostra alimentazione, perché si era accorto che là c'era una sopravvivenza più lunga e c'erano meno malattie croniche, già all'inizio del Novecento. Poi lui è morto a 101 anni, pochissimi anni fa. Okay? Allora, la nostra alimentazione mediterranea ha qualcosa di più forse della restrizione calorica, che è una cosa bella per gli esperimenti ma improponibile nell'uomo. Allora finisco, e credo che rimangano i tempi perfettamente, per dire che noi siamo a Verona, abbiamo una realtà di una bella università, finisco come ho iniziato, e abbiamo una università e anche un'azienda ospedaliera. Io sono direttore di una clinica della nostra azienda ospedaliera, che ha deciso di investire su questo, e in questo mi sento di essere qui in maniera motivata, perché voglio presentarvi nelle ultime 3 diapositive come abbiamo deciso di investire. E questo è un investimento che è stato fatto con il magnifico rettore, più il direttore generale della nostra azienda, e che vede la creazione di un centro di cura, ma soprattutto di ricerca sui problemi del tema dell'invecchiamento, e che si pone come obiettivo quello dell'invecchiamento di successo.
En passant, 2 delle mie dietiste sono in un supermercato organizzato dalla dottoressa De Strobel e insegnano come fare la spesa stamattina. È fondamentale che noi insegniamo alla gente non solo a mangiare, ma anche come gestire la quotidianità. Se non insegniamo la quotidianità non andiamo da nessuna parte. Hanno creato, io ne faccio parte, lo dirigo e basta, questo centro di ricerca sull'invecchiamento che ha voluto, un po' ci sta la mia storia personale, fondarsi su 3 colonne, che sono la ricerca, la formazione e l'assistenza, dove l'assistenza è fondamentale della nostra quotidianità, dove l'assistenza deve avere in Verona un centro di riferimento, dove la formazione è fondamentale, perché poco è conosciuto il campo della nutrizione, poco è conosciuto il campo della gestione delle malattie croniche, poco è conosciuto il campo dell'anziano in generale, e l'anziano rientra in tutto questo. E allora Verona può essere un centro di riferimento su questo. Centri di ricerca e cura dell'invecchiamento di successo in Italia non ce ne sono solo pochissimi in giro per il mondo. E per la ricerca forse è la cosa che mi appassiona di più, anche se in realtà non si fa ricerca se non si fa assistenza e non si fa formazione. Ma la ricerca ci permette di far che? Ci permette di vedere quali che sono gli stili di vita, ma ci permette anche di proiettarci nel futuro. Prima ho visto relazioni che ci proiettavano nel futuro, ma noi dobbiamo anche proiettarci nel futuro, che sia un futuro di domani mattina, perché se aspettiamo un futuro che verrà tra tanto è bellissimo, ma siamo poco pratici. Io ho sempre adottato nella mia quotidianità la praticità. E allora la restrizione calorica ha mostrato dei risultati, l'alimentazione corretta ha mostrato dei risultati. C'è un filone di ricerca partito da qualche anno sui farmaci calorico-mimetici, perché è impossibile proporre la restrizione calorica, ma è possibile spingere l'industria farmaceutica a sviluppare tutta una serie di studi e di ricerche su farmaci che mimano quelle che sono le cose che fanno bene nella nostra alimentazione. Con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie professor Zamboni.